Siamo venuti qui all'Associazione Volontari di Strada per rinnovare l'impegno che l'Associazione di Strada quotidianamente svolge e lanciare anche un appello, diciamo, verso i cittadini di venire qui presso l'Associazione al Via della Vittoria e donare. Ecco, ne parliamo proprio con la responsabile. Allora, buongiorno a tutti. Intanto voglio salutare sempre con tutto il cuore per l'aiuto che ci date, perché senza di voi non riusciremmo a fare il nostro servizio e quindi aiutare le tantissime famiglie che si rivolgono a noi. La situazione è peggiorata, c'è molta fame in giro. Siamo alla ricerca di latte anche parzialmente scremato, di qualsiasi marca, non facciamo problemi, è tutto buono, per cercare di aiutare soprattutto i nostri bambini più fragili, ma anche più gli anziani, che sono quelli che magari la sera si accontentano di una tazza di latte e dei biscotti. Siamo sempre qui, sempre in prima linea a combattere in un momento storico difficilissimo dove facciamo ripetuti appelli dicendo aiutateci ad aiutare. Ecco, siamo purtroppo dopo la pandemia del Covid, ora la guerra, il caro bollette, insomma non c'è mai un po' di pace per la gente e quindi diciamo, la situazione precipita sempre di più. In effetti c'è molta richiesta anche di aiuto di pagamento utenze. Sappiamo tutti, le bollette che arrivano anche a casa nostra, qui non è un problema di risparmio, di essere così superficiale, il problema è che tutto è raddoppiato, quindi c'è veramente una grande povertà, molte persone che rischiano che gli venga chiusa anche l'utenza della luce, ma anche dell'acqua e delle altre cose, quindi noi accanto al latte chiediamo sempre un obolo, che non deve essere chissà di granché, però sappiamo bene che un pochino ciascuno riusciamo poi a fare tante cose e quindi aiutare tante famiglie. Ecco, quindi le istituzioni ti sono vicine? Ma le istituzioni in questo momento no, perché hanno problemi, al comune c'è anche una situazione particolare, quindi attualmente no. Noi è da 10 anni che esistiamo come associazione, perché prima eravamo un gruppo, e siamo andati sempre avanti con l'aiuto degli agrigentini che hanno un cuore immenso, un cuore grandissimo veramente, e andiamo avanti anche con l'aiuto dei nostri assistiti che vengono qui da noi ad aiutarci, e quindi si rendono disponibili in modo che in un certo qual modo anche loro è un modo di dire grazie, questo è bellissimo. Certo, Anna Marino non può fare tutto da sola, ma ha uno staff, come stiamo vedendo qui personalmente, che l'aiuta e lo collabora H24. Sì, sì, guarda, io sono felicissima perché sono persone semplici, sono le mamme di famiglie, anche chi lavora durante la settimana che si ritaglia il sabato mattina proprio per venire a dare una mano aiuto, anche con dei vestiti per quello che abbiamo, perché attualmente noi ne pigliamo con il Covid, è un po' problematico, però ci siamo qui aperti a cercare di sistemare sempre, cercare di dare sempre una mano d'aiuto e stiamo qui anche ad aspettare le persone e le donazioni.